Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su Rome Total War 2. Allora ragazzi, fazione distrutta, Epirus. Questa fazione è stata distrutta. Ribellione imminente, oddio. Cazzo, male. Ok. Piccolo problema. Che cazzo devo fare? Porca puttana. Allora, ragionamos. C'ho ordine pubblico, meno 96, cazzo. Dio santo. Qua non c'è ricchezza. Proviamo ad abbassare le tasse. È l'unica. Troppo, madonna, è veramente incredibile, eh. Porca puttana. Sì, devo abbassare le tasse però, stronzo. Obiettivi, commercio e finanze. Meno 7. Invece così vada ok. È un bel problema. Meno 1. Totale delle spese meno 2. Profitto nel prossimo turno. Prova a fare così intanto, che due coglioni però. La scheda commercio descrive in maniera dettagliata le risorse prodotte su tutto il Siracusa. territorio e mostra se vengono esportate verso i partner. La scheda delle tasse Ho mostra bisogno una sintesi di degli introiti diplomazia. previsti, mostra l'effetto che Sta le buona imposte un hanno attimo. sull'ordine pubblico e consente di regolare il livello di Sparta. tassazione in tutto l'impero. Clicca sul pulsante dello zoom per andare direttamente alla provincia con No, il livello di aspetta. ordine pubblico più basso. Nella maggior parte dei casi, sistemare il livello delle tasse dovrebbe risolvere il problema. Accordo commerciale. Merda. Accordo commerciale. Pagamenti. Moderata, proviamo. Bella. Ok. Poi proviamo con Atene. Accordo commerciale. Bassa. Pagamenti. Moderata. Merda, merda. L'accordo commerciale. Pagamenti. Proviamo, arriviamo fino a 1000 così. Niente da fare, raga. Vai a cagare. Allora ragazzi, siamo a 8200 di soldi, 1500 a turno, 3 di cibo, cioè una rivolta qua a Velatri. Allora adesso reclutiamo qualcosa, così siamo un po' più tranquilli. Prendiamo questo. Buono. E reclutiamo uno di questo. Uno di questo. Anzi due, così siamo più tranquilli. Boh. Se vengono per 1000 balle. Ragazzi, gli etruschi vogliono il trattato di pace. Sì, come no. Allora, sicuramente. Ciao, offerte della Liguria. Allora, le loro offerte, partecipa alla guerra contro. Le loro richieste vogliono soldi. Guarda. Ciao. Proprio ciao. I Veneti, accordo commerciale, i Veneti. Bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meno.
proviamo. Bella. Grande ragazzi, ci siamo, però siamo veramente favoriti. Quindi rinforzi, beh insomma in realtà però non bei rinforzi. Combatti la battaglia sul campo. Vai ragazzi! Ragazzi, speriamo di poter andare sulla costa perché io proprio con le battaglie navali non mi refo niente. Quindi attenzione, momento di panico cumendiano. Vai. Vai. Io voglio andare. Boh. Vai barchettine. Ok, anche queste ce le spariamo di qua. Perché queste non riesco però. Ah ok, boh. Cazzo. No, non mi refo niente, non mi refo. Dai, veloci ragazzi, veloci. Proprio io sono una pippa sulle battaglie navali. Quindi la voglio spostare a una battaglia. Guarda qua che si scontrano, bella. Ma porca puttana. Ma guarda che roba, no, fioi. Ingorgo scandaloso, ragazzi. Bella, mi piace. E che palle, però. Vabbè, ho perso così praticamente. Hanno abbordato una delle nostre Bene, mi fa navi. piacere. Cazzo, non l'ho mai fatta sta roba, scusate. Questo è proprio panico cumendiano. Il classico panico cumendiano. Ok. Buono. Vabbè, ho perso una nave così. Molto bene. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Concordo, vecchio, ma... Questa l'ho persa ormai, vabbè. Questa l'ho persa, però dai, ne ho ancora. Dai, muoveve. Adesso dobbiamo ragionare bene. Guarda che ingorgo che ho fatto. Ho perso un'unità, però siamo sulla terraferma. Beh, sono più tranquillo, anche se sono veneziano. Ragazzi, panico puro. Ok, allora siamo qua adesso. Dobbiamo entrare in città. Vai. Vai, comandone. Per la gloria. Per Roma. Per Tori. Per tutti. Andiamo. Allora c'è una barchetta che si è fermata là, così a prendere il sole. Beh, se sono solo queste le unità sono abbastanza tranquillo, eh? Sì, forse non è questa la tattica migliore per entrare in una città, però vabbè, insomma, sono le licenze poetiche comendiane. Ok, qua c'è un arciere. Purtroppo ne ho perso uno in maniera proprio schifosa. Ma va bene. Adesso veloce, fioi. Dai. Frecce infuocate. Vai, subito. Sto arciere doveva indietreggiare prima, però, porca miseria. Dai, che va indietro. Bella. Ok. Attacchiamo. Attacchiamo sti stronzi, vai. Vai per Roma. Mi sono rotto i coglioni di aspettare. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Molto bene. Sti arcieri li voglio più qua, però. Porca puttana, siamo imbottigliati di là. Buono. Dai che ci siamo.
Questo lo portiamo di qua. Vai, questo di qua. Dai, comandone, dai. Non ha molto spazio, purtroppo. Lo mettiamo. Guarda come scappano, sti codardi. Ok. E ok. Dai, che non sto prendendo neanche unità. Scusate, ragazzi, sono molto concentrato. Purtroppo commentare in live per me è un po' dura, questo gioco. In generale lo mettiamo qua. Ciao, ciao, fioi. Sono andati, ragazzi. Gli Etruschi sono andati. Gli Etruschi sono andati. Mettiamoci qua. A conquistare la zona. C'è ancora un'unità? No, non c'è più, perfetto. Vittoria, termina battaglia. Il marino. Grande vittoria, ragazzi. Grandissima vittoria. Molto bene. Molto, molto bene. Occupa. Grado aumentato di libidinoso, fioi. Godimento puro. Allora, vai. Abilità. Più 2 autorità, meno 4 i costi. Più 2 autorità, meno 4 i costi, solo esercito. Mi piglio questo. Ottimo, mamma mia, veramente me lo godo il libidino navale. Stravinta, risoluzione automatica, vittoria decisiva. Ciao ciao. E vai giù come il Titanic, e vai giù, e vai giù. Grandissimi. Ciao, ok, Atene vogliono un raccordo commerciale. Va bene, però nel 2005 mi sembra un po' troppo, Controfferta. Offri pagamenti. 1.900, va bene, dai. Oh, qua ci sono anche questi che vogliono le loro offerte. Patto di un'aggressione, vogliono 450. Beh, tanto per adesso non ho interesse, quindi vai. Allora, adesso ragioniamo. Queste sono le prime 2 città di Cartagine. Secondo me dobbiamo attaccarle tutte e due con 2 eserciti. Questa è la mia idea. E tenere qua delle flotte che, se in caso arrivano con le navi, io posso difendermi alla grande. Quindi questo è l'obiettivo adesso. Un esercito lo portiamo di qua. Poi lo sconfinamento può avere ripercussioni diplomatiche. Vabbè, adesso facciamo. L'obiettivo è questo: allora, creare un'altra flotta bella cazzuta da mettere qua in mezzo. Poi portare un esercito qua e uno di qua e attaccarle tutte e due. Quindi questo è l'obiettivo per il prossimo video, ragazzi. Quindi nel prossimo video inizia una battaglia veramente bella con Cartagine, che questa, ragazzi, è una fazione molto più forte, quindi prevedo vaneggi cumendiani di proporzioni storiche. Raga, un saluto del comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.